Una giornata molto bella, innanzitutto per avere dato a questo territorio la possibilità di capire e di sapere cosa sta facendo il distretto laniero nella nostra regione. E secondo, vedere l'università con le categorie, gli allevatori, il distretto e poi gli ordini, parlare insieme di territorio, capire quanto importante sia l'utilizzo e il riutilizzo della lana e come procedere per intanto alleggerire il lavoro degli ovinocoltori e capire quali percorsi virtuosi intraprendere. 4 tipi di pecora che ci sono sul nostro territorio, quella della Valle del Belice è la prima razza che si alleva sul territorio regionale, e sapere che la regione siciliana è al secondo posto in termini di capi allevati sicuramente deve porre la politica in una prospettiva di responsabilità e nello stesso tempo di capire come meglio intervenire e andare incontro alle esigenze degli allevatori. La rappresentazione proprio plastica di come avviene la tosatura per capire come l'animale si alleggerisce di questo peso che porta e come questo peso invece può essere una grande risorsa, per cui avere visto chi fila la lana e riesce ad ottenere prodotti naturali, donne che hanno investito dai caseifici ma anche al settore produttivo della lana, è stata veramente una bellissima esperienza. In Regione Sicilia si allevano poco meno di 700.000 capi e quindi da questo otterremo intorno ai 900.000 kg di lana, che sono una risposta al benessere animale. La pecora deve essere tosata almeno una volta all'anno, altrimenti sarebbe male. Questa lana purtroppo in questo momento non trova grande collocazione di mercato, in effetti non è una lana di particolarissimo pregio qualitativo, è un prodotto che è stato un'importante risorsa collaterale per il mondo dell'allevamento. Oggi è diventato un rifiuto perché una normativa europea prevede lo smaltimento quindi tutto il percorso di trattamento, di trasferimento dalla impresa verso lo smaltimento a filiera controllata e lo smaltimento verso cenci autorizzati. Questo costituisce un ulteriore onere economico nei confronti delle imprese zootecniche che già di suo hanno quello della tosatura, che di solito viene fatto da personale specializzato e che quindi ha un suo costo. L'obiettivo del distretto è quello di riuscire a ridare vita a questo prodotto. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, gli incontri di queste settimane che stiamo attivando anche grazie all'assessorato attività produttive della regione siciliana ci sta consentendo di spaziare a 360 gradi su quelle che possono essere le possibili utilizzazioni. Abbiamo individuato un certo ritorno verso il tessile attraverso un gruppo di lavoro che fa capo a Mercato Bianco in provincia di Palermo, nel territorio di Castronovo, e poi abbiamo, in concorso con il mondo accademico, con il mondo della ricerca, individuato altri 2 o 3 possibili utilizzazioni che vedrebbero la lana trasformata attraverso un processo di pirolisi in biocer, che poi andrebbe a costituire un ammendante per l'agricoltura, o attraverso un processo di idrolisi la possibilità di ottenere un concime liquido, naturalmente in rispetto e in ossequio a quelle che sono le norme europee della circolarità, quindi terra, animale, terra. Noi stiamo provando a fare un laboratorio di idee soprattutto, ma di idee che vanno a valorizzare quello che è il nostro sapere, la nostra storia, coinvolgendo anche tutte le fasce, anche le più deboli, coinvolgendo le persone che hanno la volontà di mettere a disposizione il loro sapere. Con le lane facciamo dei manufatti, possiamo fare dei tappeti, possiamo fare con la tessitura, ma c'è anche la zona di feltro dove si possono fare dei manufatti proprio fatti in feltro. Dal punto di vista proprio della sostenibilità sappiamo tutti che andiamo verso
un mondo pieno di plastica, quindi la coscienza anche di avere dentro i giubbotti poliestere, mentre potremmo utilizzare la lana all'interno dei giubbotti per fare dei capi d'abbigliamento, quindi poncho, giacche. Si può realizzare quello che si vuole con la lana. Io utilizzo lane italiane, sono una tessitrice ma soprattutto un formatore, quindi la mia attività preferita è anche la divulgazione, perché se noi queste armature tradizionali non le tramandiamo finiscono con noi. Questi tessuti erano abbandonati da tantissimi anni e io ho cercato di riportarli in vita e di dare anche un nuovo tocco di colore.